Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con la cronaca. A Varese un ladro è stato arrestato dalla polizia dopo che aveva forzato la porta d'ingresso di un punto Western Union in via Piave e aveva portato via circa 350 euro in contanti, ricariche telefoniche per un valore di 110 euro e 25 schede SIM per un valore di 125 euro. L'uomo, un 38enne senza fissa dimora italiano, è stato in realtà bloccato dal titolare del negozio, molto usato dagli stranieri per i trasferimenti di denaro, e da un suo cliente amico africano. Alle 10 di ieri sera il titolare ha ricevuto infatti sul cellulare un alert dal sistema di videosorveglianza della sua attività. Ha assistito al furto in diretta sullo schermo del telefonino, sono le immagini che state vedendo, ed è subito uscito dalla sua abitazione per raggiungere il negozio, distante un centinaio di metri. In strada ha incontrato il cliente amico africano e insieme hanno inseguito e bloccato il ladro in via Medaglie d'Oro, consegnandolo poi agli agenti della squadra volante. Andiamo ora a Maccagno, dove nelle prime ore di questa mattina la strada statale del Lago Maggiore è stata chiusa a causa di una frana. L'intervento è durato diverse ore e la strada è stata riaperta poco fa a senso unico alternato. Il servizio è di Elisa Polveroni. Una corsa contro il tempo che ha dato i suoi frutti. Ha riaperto oggi alle 18:10 con semaforo a senso unico alternato per circa un centinaio di metri la statale 394 del Lago Maggiore all'altezza di Maccagno, Compino e Veddasca. Qui dalle prime ore del mattino la strada era chiusa in entrambe le direzioni a causa di uno smottamento. A confermare la notizia il sindaco Fabio Passera, rimasto sul posto fin dalla fase iniziale. Alle 4:30 della mattina 2 metri cubi di terra, rocce e alcune piante sono rovinati dal costone che sovrasta la strada statale, molto battuta tra l'altro nel pieno del periodo estivo sull'asse Luino-Svizzera verso Zenna. Sul posto hanno lavorato senza sosta i tecnici ANAS, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, i tecnici comunali. Il sindaco Passera, come si diceva, ha cercato di capire fin dal primo momento come ridurre al minimo i disagi al traffico, sia per i residenti sia per i turisti. Si sono creati lunghi incolonnamenti nella giornata, visto che il passaggio come bypass per evitare il blocco era dalla frazione di Pino e questo ha generato un pesante traffico di attraversamento in viuzze strette e non adatte al grande movimento della statale del Lago Maggiore. Giallo questa mattina a Ponte Tresa, valico chiuso, sirene e tante volanti della polizia. È successo poco prima di mezzogiorno, un fatto evidentemente allarmante, ma di cui non si conoscono con precisione i dettagli. Avvenuto appena al di là del confine in territorio elvetico. Ciò ha provocato la chiusura per qualche decina di minuti della dogana, che è la seconda più importante del Varesotto con la Svizzera. Ad annunciare il fatto è stato anche il sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, che ha parlato di una chiusura momentanea e di circolazione interdetta sul viadotto. Nessuna comunicazione ufficiale invece dal Canton Ticino, a parte il portale del Touring Club svizzero, che ha segnalato code su entrambi i lati, dovute chiaramente allo stop alla viabilità. Il motivo, qualche testimone, parla di munizioni esplose accidentalmente durante un'ispezione. In ogni caso, intorno alle 12:15 il valico è stato riaperto. Estate terribile sui laghi lombardi, 4 morti in 5 giorni in quello di Como e nel Ceresio. Il servizio è di Elisa Petrocelli. 4 morti negli ultimi 5 giorni. È il bilancio delle tragedie nel lago di Como e nel lago Ceresio. L'ultima oggi, con la morte del giovane di 21 anni ripescato nel primo pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco nelle acque del Lario e deceduto all'ospedale. Aveva riportato gravi danni neurologici dopo essere rimasto sott'acqua per una ventina di minuti, prima che i soccorritori lo ripescassero a una profondità di circa 8 metri. Giovedì scorso erano morti un uomo e una donna nelle acque svizzere del Ceresio, che già a giugno, sulla sponda del Varesotto, aveva visto la tragedia di un ragazzo di origine marocchina di 22 anni. E venerdì scorso, sempre nel lago di Como, la morte di un turista francese. Troppe tragedie in quest'estate dei laghi prealpini. Voltiamo pagina, domani è Ferragosto, qualche consiglio su cosa fare nel giorno di festa a Varese e nel resto della provincia. Sentiamo Elisa Petrocelli. Cosa fare a Ferragosto?
Il territorio di Varese offre molte iniziative, tra cui la celebrazione al Sacromonte sull'altare posto all'ombra delle Tre Croci, dove si svolgerà alle 11 la Santa Messa in suffragio dei caduti senza croce, mentre al Campo dei Fiori, ultimo giorno della Festa della Montagna, è prevista anche la visita alla scoperta delle architetture Liberty di Giuseppe Sommaruga. Alle 17:30, infine, ultimo appuntamento con l'aperitivo alpino letterario di Sergio Rossi di Radio Missione Francescana. Sui laghi, invece, è atteso lo spettacolo pirotecnico di Laveno Mombello. L'appuntamento è per le 22:40, quando nel cielo si aprirà il sipario e saranno 20 minuti di colori e di fiori di tutte le forme che sbocceranno tra le stelle per specchiarsi nel lago Maggiore. Lo spettacolo sarà visibile da ogni parte di Laveno. A Gallarate e Legnano, pranzo insieme e tombolata per chi resta in città nel giorno di Ferragosto. E ora lo sport, calcio, precampionato decisamente convincente per la Pro Patria. Vediamo il servizio del collega Luca Spriano con le immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. Sono contento soprattutto per lo spirito di squadra, che abbiamo stato la squadra, l'impatto che abbiamo avuto dalla partita e ci siamo raccomandati una partita di sta roba e vedere che i ragazzi ci seguono, siamo veramente soddisfatti di questa cosa qua. Il risultato è la cosa meno importante, l'importante è fare una crescita costante. Abbiamo visto che dobbiamo lavorare ancora su tante cose, però i passi sono decisi e in avanti buoni. Sì. Sappiamo che noi dobbiamo lavorare con i giovani, abbiamo questi ragazzi che ci seguono, hanno voglia di lavorare, lo vediamo tutti i giorni in allenamento ed è una cosa che ci fa enorme piacere. La base è questa, sicuramente dobbiamo recuperare qualche giocatore più esperto perché abbiamo fuori Bertoni, Fietta, i due difensori che abbiamo detto prima, abbiamo fuori 4-5 esperti e quindi sai, quelli un pochino ci mancano, però penso che i ragazzi stiano veramente facendo bene, stanno facendo passi in avanti, che è la cosa che ci interessa di più, ecco. La crescita costante che devono avere. C'è un sacco da migliorare perché ci sono state tante situazioni, le riprendevo inizio settimana quando ci ritroviamo mercoledì, perché ci sono tante cose che dobbiamo migliorare. Però penso che la base di partenza è buona e la voglia di migliorare che hanno sia anche questo un fattore molto positivo. E infine il basket. L'Open Job Metis completa lo staff tecnico con l'arrivo di Marko Legovic. Il trentenne allenatore triestino sostituirà Paolo Galbiati nel ruolo di assistant coach di Tom Bialageschi sulla panchina biancorossa. Il tecnico di classe 1992, che lo scorso anno ha guidato la squadra della sua città natale in Serie A, è in chiusura dell'accordo con la società del presidente Toto Bulgheroni per fare da vice al coach statunitense, al suo esordio assoluto dal capo allenatore nel basket senior. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it tornerà mercoledì 16 agosto alle ore 19. Buona serata e buon Ferragosto!